Siamo a Tebe, nella conca rocciosa di Deir el-Bahari, fra le rovine del tempio funerario della regina Hatshepsut, l'unica donna faraone della XVIII dinastia. Questo tempio è dedicato al dio Amon. È una costruzione imponente ed armoniosa che si inserisce perfettamente nel suggestivo scenario delle montagne retrostanti. Questo tempio, con la sua posizione, doveva separare il mondo dei vivi da quello dei morti, perché innanzi ad esso prosperava Tebe, e dietro di esso, dietro le montagne, vi era la valle dei re, la valle dei morti, ove i faraoni avevano fatto costruire ancora vivi le loro tombe sotterranee. Questa costruzione risale al 1580 a.C., in un'epoca in cui i sovrani del nuovo impero avevano il culto per l'arte e l'amore per la cultura. In un'epoca in cui mai la perfezione stilistica aveva avuto tanto virtuosismo e perfezione. Anche nella piana di Tebe, davanti alle verdi montagne, s'eleva il complesso dei templi di Medinet Habu, differente per forma e per ispirazione da quello di Deir el-Bahari, ma superbo per l'architettura massiccia, per le statue, le decorazioni. Costruito nel 1167 a.C. per volere del faraone Ramses III, il tempio è composto di numerosi edifici con larghi cortili, riccamente circondati da colonnati e da sculture di carattere religioso, fra i più belli d'Egitto. Durante l'invasione romana del 300 a.C., il Medinet Habu fu adibito a fortezza, arricchito di edifici e circondato di mura alte e robuste, di cui si vedono le rovine. Il Ramesseum, tempio funerario del faraone Ramses II, costruito fra il 1225 e il 1222 a.C., era un tempio ricchissimo di colonne e di statue. Bellissima questa testa dai lineamenti perfetti, che faceva parte di una delle statue che ornavano l'ingresso del tempio. Grandiose queste rovine, drammatico l'aspetto di queste statue crollate, risultato delle lotte e delle distruzioni che per secoli tormentarono l'Egitto. Queste statue, che i greci chiamarono colossi di Memnone, rappresentano il faraone Amenopi III. Ciascuna statua scolpita in un solo blocco è alta 16 metri, un piede è lungo 3,60 m. Gli archeologi hanno valutato il peso di ciascuna statua intorno alle 410 tonnellate. La Sfinge di Giza, nei pressi del Cairo, lunga 73 metri e alta 20, pare fu fatta costruire da Cheope. Luxor è il trionfo dell'architettura religiosa dell'Egitto. Il cortile del tempio, detto di Ramses, è circondato da colonne e da statue alte più di 7 metri. È uno scenario senza precedenti. Questi templi, iniziati da Amenopi III, completati da Ramses II, furono eretti in onore del dio Amon. La costruzione risente di gusti e di stili diversi. Questo il gigantesco piede di una statua che decorava l'atrio. E queste le meravigliose statue in calcare colorato del principe Ra-Otep e della moglie Nofret furono trovate a Medun e sono una prova dell'abilità e del gusto degli artisti egiziani. Ma ritorniamo a Luxor. Gli egiziani cercavano nella grandiosità delle costruzioni e nella raffinatezza della loro arte di onorare gli dei, ma non erano mai soddisfatti, volevano fare sempre di più. E questo è il motivo che creava una gara fra i faraoni per costruire templi sempre più grandiosi. E questo splendido volto di donna, tracciato da uno scalpello di un maestro, parla di un'arte perfetta, raffinata, senza precedenti. Statue di re assisi nel trono, in attesa di essere venerati. La statua del faraone Ramses decora il solenne ingresso e prepara la fuga delle colonne nel grande tempio di Amon. Le colonne a boccioli di loto si innalzano nel cielo, in una composizione di precisa, armonica bellezza.
Fra le colonne è visibile il minareto di una moschea, costruito 770 anni or sono, nelle mura della dominazione romana. Karnak ha mura colossali, fino a 15 metri di profondità, e un ingresso decorato con gigantesche statue alte più di 14 metri. Mura in parte diroccate dai secoli, dai terremoti, dalle guerre. Una testa di Tutankhamun, il giovanissimo faraone dalla vita breve, opera di un artista valoroso e sconosciuto. Il grande tempio di Amon continua qui a Karnak la meravigliosa fioritura di una sempre più affinata arte architettonica. Questo tempio, costituito da 134 colonne alte 24 metri e decorate con scene di guerra ed incisioni che ricordano il faraone guerriero Thutmose III, rappresentano certamente il più grandioso complesso dell'antico Egitto. Nel 1922 Howard Carter scoprì la tomba e il tesoro di Tutankhamun nella Valle dei Re. In una tomba sotterranea, in un sarcofago di granito rosa, giaceva la mummia del faraone, a sua volta protetta da 3 sarcofagi, contenuti l'uno nell'altro, tra cui uno d'oro massiccio. Lungo le pareti della camera sepolcrale sono ritratte scene riproducenti la cerimonia funebre, i personaggi della corte e il successore del re nell'atto di bruciare l'incenso in onore del defunto, omaggio del re al dio dei morti, Osiride. Affreschi di fattura notevole se si considera la scarsezza delle tinte a disposizione e gli arnesi semplicissimi per eseguirli. Queste pitture parietali, insieme a quelle di altre tombe, dimostrano la spontaneità di un'arte vera ed espressiva, incredibile per quei tempi. Sono affreschi di oltre 3500 anni, pittura tombale, arte che raggiunge uno straordinario sviluppo, dovuto anche al fatto che la terra friabile e tenera in cui erano scavate le tombe non si prestava ad essere lavorata a rilievo o ad incisione. Incalcolabile il valore artistico di questo trono, trovato nella camera del tesoro di Tutankhamun. Rivestito di lamine d'oro, di smalti colorati e pietre dure, è un capolavoro di arte di intarsio e di oreficeria. Lo sgabello del trono, raffigurante prigionieri di guerra. Statuine d'oro con occhi di quarzo fanno parte anch'esse del tesoro e rappresentano il giovane re in atteggiamenti diversi. Questo guerriero, con un altro simile, fu trovato nell'ingresso della camera del faraone. È in legno scolpito e ricoperto di lamine d'oro. È considerato un pezzo di grande valore artistico ed etnico. La maschera di Tutankhamun in oro massiccio ritrae i lineamenti del re, arte orafa raffinatissima che ha rivelato la sensibilità artistica di artefici insigni che hanno in questo periodo lasciato autentici capolavori. Nessuna scoperta archeologica in Egitto fu più fortunata di questa, perché nessuno aveva profanato questa tomba. Vennero così alla luce migliaia di oggetti sconosciuti. Splendidi gioielli in oro e smalto con raffigurazioni di divinità. Con incastri di scarabei, l'animale sacro che rappresentava anche il sigillo del re. Questo sarcofago in oro massiccio, del peso di circa 300 kg, decorato con finissima arte, con pietre preziose, è il gioiello del tesoro reale, un pezzo unico nell'oreficeria di tutti i tempi. L'oreficeria moderna può a stento competere con l'abilità dimostrata in questo campo dagli antichi egiziani, che disponevano soltanto di rozzi attrezzi e di mezzi assai semplici. Questo sarcofago porta inciso sul bordo in geroglifici una preghiera al dio Nut perché avvolga il faraone sotto le sue ali protettrici. Un motivo che ricorre spesso nelle immagini sepolcrali e che vuole ispirarsi all'immagine dell'uccello che protegge i piccoli sotto le ali. Dove gli uomini tacciono, parlano le scoperte archeologiche. L'archeologia, la scienza che ci rivela i segreti delle arti dei popoli antichi,
che ci fa conoscere le antiche civiltà e la storia delle genti. Ogni oggetto di scavo, anche piccolissimo, a volte anche un frammento, può assumere un'importanza grandissima. Può risolvere un problema sul quale gli scienziati si sono scervellati da secoli. L'arte nell'antico Egitto ha aperto al mondo profonde vie alla conoscenza dell'uomo.